Amici di Radio Guest, buona settimana, buon fine settimana. Siamo con Hermes Canciani, presidente PGC del Friuli Venezia Giulia. Presidente, buongiorno e benvenuto in Radio Guest. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ringrazio per il tempo, una chiacchierata con lei qui in Radio Guest. Prima di parlare proprio di FIGC, di settore giovanili, di tante altre cose, vogliamo parlare di lei. Hermes, chi è e quando si appassiona per lo sport e poi fino ad arrivare al punto che lo vede ora come protagonista, come presidente della FIGC del Friuli Venezia Giulia. Ma io sin da ragazzo ho sempre amato tutti i tipi di sport, dal calcio alla pallacanestro, al ciclismo, al tennis. L'ho praticati con scarsi risultati e devo dire non ero un grande atleta, però la passione è sempre stata molto forte. E a un certo punto della mia vita, quando proprio non ce la facevo più, per rimanere in questo mondo mi sono inventato il ruolo di dirigente e ho cominciato dapprima con una società di calcio, poi abbiamo fondato nel mio paese una squadra di pallacanestro, poi sono ritornato al calcio che era il primo amore e da lì poi è partita la scelta di arrivare a quello che adesso sono, il presidente del Consiglio regionale. Molto bene, noi naturalmente le facciamo i nostri complimenti ma anche i migliori auguri per tutte le attività e le iniziative che state organizzando, che avete organizzato. Veniamo al 2020, come si sta organizzando la FIGC, che ovviamente è stata anche lei caratterizzata da diverse restrizioni, da diversi DPCM e sicuramente non è stato facile gestire anche tante società, non soltanto dilettantistiche adulte ma anche del settore giovanile. Cosa sta facendo quindi in questo anno la FIGC? La FIGC è stata investita come tutta la società, come tutto il mondo, da questo tsunami e logicamente ha dovuto accorrere ai ripari e noi siamo stati costretti a sospendere la nostra attività alla fine del mese di febbraio e siamo rimasti fermi fino a settembre. Fermi non significa logicamente non programmare, non verificare, non ipotizzare, significa non poter giocare. Avevamo ipotizzato appunto una ripresa il 13 di settembre per i dilettanti e successivamente per i settori giovanili e purtroppo dopo neanche 2 mesi ci siamo dovuti riarrendere. Per quanto riguarda i settori giovanili poi la situazione è addirittura peggiore perché noi sappiamo che i ragazzi senza attività sportiva sono davvero un problema, però dobbiamo sempre ricordare che la salute è nostra e di tutti i nostri ragazzi è l'aspetto più importante, l'aspetto principale, per cui meglio magari un allenamento in meno, una partita in meno, perché i ragazzi sono un po' asintomatici, però hanno genitori, nonni e quindi potrebbero trasmettere il virus senza rendersene conto. L'impegno è molto gravoso, come ha detto lei, anche durante la settimana avremo degli incontri ristretti per capire come poter riprendere, perché oltre che l'aspetto sportivo, quindi l'aspetto agonistico, c'è anche l'aspetto economico e finanziario che attanaglia le nostre società. Noi abbiamo una platea di circa 300 società nella nostra regione e quasi tutte svolgono attività perché ci sono dei contributi, ci sono delle sovvenzioni, ci sono i cosiddetti sponsor privati che le hanno sempre aiutate, però in una situazione di crisi come questa è veramente complesso andare a ricercare delle nuove fonti di finanziamento. Sicuramente sarà anche difficile tornare un po' alla normalità, un po' per presa di coscienza da parte dei ragazzi, dei giocatori, ma anche ovviamente di tutto l'indotto e anche di tutto il pubblico. Secondo lei ne risentiremo molto o no? Cioè ci sarà tranquillità nel riprendere quello che sarà la normalità, perché prima o poi la normalità dovrà rientrare. E questo ovviamente andrà anche ad influire sull'aspetto economico, sull'aspetto di partners, di sponsor, di collaborazioni, di sinergie che comunque il mondo del calcio, il mondo dello sport si porta con sé. Guardi, io credo che in una situazione di difficoltà come quella che stiamo vivendo è necessario fare un'analisi di quello che è stato il mondo dello sport
finora e di quello che sarà successivamente. Convengo con lei sul fatto che questo è un momento di studio, un momento di riflessione, dove noi dobbiamo capire dove andremo a finire. La pandemia non finirà domani mattina, non finirà a dicembre, anche se proprio in questi giorni ci stanno dicendo che i vaccini sono pronti, che hanno una validità pari al 90%, però prima di riuscire a vaccinare l'intero mondo ci sarà un po' da attendere. In questi momenti la parola d'ordine è capire e programmare quello che è il futuro, che sarà sicuramente un futuro diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto, perché come lei può immaginare non è ammissibile che di qua a un mese passa tutto, ritorniamo tutti ai campi senza mascherine, senza distanziamento, senza le misure precauzionali, perché i focolai sono all'ordine del giorno. E quindi dobbiamo capire che prima di tutto dobbiamo, come ho detto prima, salvaguardare la salute, poi dobbiamo parlare di un'altra grande parola che è la sicurezza, quindi dobbiamo rendere i nostri impianti sicuri, dobbiamo rendere decisamente più moderni, decisamente più efficienti per permettere appunto lo svolgimento delle partite o degli allenamenti in sicurezza, e dobbiamo rivedere logicamente anche quelli che sono i format agonistici, perché noi, avendo una sospensione che a questo punto si profila di quasi 2 annualità, abbiamo perso 2 annualità di calciatori giovani. Sarà è un'era di cambiamento non solo per il settore dello sport, per tutti ormai i settori. Potremmo dire che fa parte della storia, e guardando il bicchiere mezzo pieno facciamone tesoro dall'esperienza passata per migliorarla ancora di più nel futuro, guardando appunto questi aspetti, come lei ha sottolineato, la sicurezza, l'aspetto della salute, che sono fondamentali, perché sport vuol dire anche star bene, quindi se mancano questi aspetti crolla tutto. Quindi auguri ancora per il lavoro che arriverà nei prossimi mesi. Diciamo che non ci si annoia. Terminiamo però la domanda che lei terminiamo la risposta che lei, la domanda che mi ha detto, quindi che era quella relativa agli aspetti economici. Guardi, noi come comitato regionale, anche attraverso il CONI, di cui ho l'onore di essere vicepresidente vicario, abbiamo studiato dei percorsi formativi per i nostri dirigenti attraverso un format molto interessante che prevede quella volta la presenza. Adesso non lo so come lo faremo, però è mia intenzione farli, dove mandiamo dei messaggi molto chiari alle società su quello che sarà il mondo dello sport successivamente. Ci sono degli slogan che dicono che in questo momento anziché giocare a calcio si giocherà con la PlayStation, con un termine improprio, però ecco, noi dobbiamo cercare di capire che forse la questione va risolta da quel punto di vista, e quindi non dobbiamo vedere dei nemici o degli avversari, dobbiamo cercare di conviverci con queste persone, per cui ben venga il gioco, ma ben venga soprattutto l'attività fisica, devono essere complementari le due cose. E quindi anche la proposta o l'offerta che le società devono fare ai nostri ragazzi dovrà essere un'offerta decisamente superiore dal punto di vista qualitativo, non quantitativo ma qualitativo, perché non c'è più il calcio delle piazze, delle strade, dove i ragazzi scendevano dai condomini e cominciavano a giocare. Non potrà più essere così. Molto bene, quindi parole molto chiare, quelle del presidente, che guarda naturalmente al futuro, inevitabile. Abbiamo parlato anche del settore giovanile, dei ragazzi giovani che sono il vivaio e sono i calciatori o gli sportivi comunque del futuro. La FIGC come sta operando con loro, ma più che altro com'è la situazione del settore giovanile? Il settore giovanile obiettivamente è il settore che ne soffre maggiormente, perché togliendo l'attività sportiva ai nostri giovani, io in questo momento parlo di calcio, ma penso alla pallavolo, alla pallacanestro, al rugby, a tutti gli sport così di contatto, è una valvola di sfogo fondamentale, ed è una valvola di sfogo anche dal punto di vista proprio educativo, perché ricordo che gli allenatori, da quando ero ragazzo io, sono dei secondi padri per i nostri ragazzi, perché hanno questo credo sportivo che logicamente li contraddistingue, e quindi, come dicevo, i settori giovanili stanno soffrendo tantissimo per questo motivo, soprattutto nella seconda fase di questa crisi, perché in alcune fasce d'età è ammessa la scolarità, quindi la scolarità in presenza, in alcune altre invece con la formazione a distanza, con la didattica a distanza. Ora, prendere un ragazzo di 14 anni o di 15 anni, fargli fare 4-5 ore di scuola la
mattina sul computer e evitargli o non impedirgli quello che è l'attività sportiva diventa molto complesso. Però ritorniamo a quello che è il discorso di prima: se noi ci comportiamo bene, se noi siamo in grado di gestire meglio la nostra vita, probabilmente ne usciamo prima. Quello che deve essere in questo momento un monito: facciamo attenzione, non pensiamo che questo sia una cosa che può passare così o che può capitare agli altri, ci può capitare a tutti, quindi prestiamo particolarmente attenzione. Io apprezzo molto tutte quelle società, tutti quei presidenti che hanno deciso, almeno in questa prima fase, di stoppare tutte le attività proprio per evitare che ci siano degli assembramenti e quindi dei potenziali contagi nei confronti dei nostri ragazzi. L'appello che mi sento di dire è: facciamo, però prestiamo molta attenzione. Facciamo attenzione quindi ora per star meglio dopo, perché lo sport, specialmente quello di squadra, è soprattutto educativo. Un ragazzo, un bambino che esce da casa a 7, 8, 10 anni che comincia a fare sport di squadra, ma non solo, anche lo sport individuale è anche una fonte educativa. Lei credo me lo possa confermare. Io parlo da ex bambino, ex calciatore, adesso continuo a praticare sport, però questi sono stati i valori che mi sto portando ancora dietro tuttora. Ha perfettamente ragione, mi fanno ridere quelli che dicono che lo sport è qualcosa. C'erano degli anni in cui che non serviva, c'erano degli anni in cui gli insegnanti, quando i genitori andavano a colloquio e magari il rendimento non era dei massimi, dicevano: la prima cosa che dovete togliergli è fate togliergli l'attività sportiva. È una grande, permettetemi il termine, stupidaggine, perché l'attività sportiva deve essere complementare a quello che è l'attività formativa, e soprattutto in prospettiva l'attività sportiva ti crea salute, come ha detto lei giustamente prima, e quindi potrebbe rivelarsi anche un danno sociale. Io credo che girando per le nostre scuole vediamo tanti ragazzi che sono sovrappeso, vediamo tanti ragazzi che non fanno assolutamente nulla, e questo a lungo andare crea delle patologie molto complesse e che sono così limitanti. Certo, perché poi ci sono anche problemi di socializzazione. Lo sport di squadra, lo sport in generale aiuta a integrarsi all'interno della società, una società che sarà sempre più difficile nel corso degli anni, quindi assolutamente lo sport è fondamentale, come ha detto lei, complementare. Siamo arrivati alla fine, io la ringrazio veramente di cuore, lo spazio ai ringraziamenti, se vuole, per i suoi collaboratori personali, collaboratori comunque FIGC e tutte le persone che stanno vicino al mondo dello sport. Prego. Allora, il primo ringraziamento che mi sento di fare è a voi dei media, perché come dico sempre, tutto quello che noi facciamo, se poi non viene amplificato, viene portato a conoscenza, non si può assolutamente nulla. E questo è uno dei miei crediti. Quindi grazie per il lavoro che fate. I ringraziamenti sono logicamente per tutta quella marea di presidenti e di dirigenti che quotidianamente si informano, telefonano e si sono veramente prodigati al massimo per poter riprendere, per poter riaprire gli impianti sportivi. Hanno speso tempo e denaro per rispettare in modo pedissequo quello che sono i protocolli che ci sono stati imposti giustamente, e poi si sono trovati dopo neanche 2 mesi a dover richiudere le loro attività, quindi oltre che al danno anche la beffa. Quindi grazie a loro, grazie a tutti i genitori per il lavoro che devono fare nei confronti dei propri figli, e poi da ultimo ma non per ultimo a tutta questa marea di dirigenti che oggettivamente ci stanno e mi stanno vicino per poter capire quale potrà essere il futuro del nostro sport e del mondo del calcio. Termino dicendo che io ho la fortuna di essere un presidente di un comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, che è un'associazione, una lega molto forte, che vanta quasi 13.000 società in tutta l'Italia e che ha veramente un numero impressionante di atleti, e quindi ho la fortuna di partecipare a questa, di essere parte di questa lega che è trainante in quello che è l'attività futura. Io naturalmente porto il grazie da parte dei media, la ringrazio personalmente per il tempo dedicato e ringrazio ancora il presidente Hermes Canciani, FIGC Friuli Venezia Giulia. Grazie. Grazie.